È da un po' di tempo che non solo Chiara Dossi, ma anche svariate altre aziende agricole usano materiali organici, in quanto è anni che usiamo chimica, e quindi è anche ora di usare dei prodotti di matrice organica. E qui abbiamo il responsabile nazionale della Fomet, l'amico Roberto Bonotto. Grazie a chi ha organizzato l'evento, ormai è 3 anni che Fomet collabora con produttori sementi polesani. Io faccio un breve cenno su 2 soluzioni nutrizionali, una che è quella di cui faceva menzione Arnaldo, il prodotto che si chiama commercialmente Organ Top e che si inserisce nella tradizione della nutrizione, cioè utilizzare un NP a medio-alto titolo, perché è un 9-19 organo minerale in presemina del grano. È caratterizzato ovviamente dalla presenza di sostanza organica che protegge e soprattutto aumenta l'efficienza di utilizzo del fosforo da parte della radice della coltura che poi viene a crescere. Inoltre ha caratteristiche aggiuntive, contiene dello zolfo, contiene dei microelementi che aiutano le prime fasi dello sviluppo radicale. Diciamo che è una soluzione che si inserisce perfettamente in tutte quelle necessità dell'agricoltura contemporanea, cioè maggiore efficienza, quindi bassi dosaggi di utilizzo, intervento della sostanza organica che arriva nella zona dove si sviluppa la radice e in maniera estremamente concisa evidenzio il fatto che la sostanza organica di Fomete arriva comunque dalla matrice nobile del letame che è stata fermentata, è stata umificata e quindi ha una serie di aspetti legati all'attività umica e soprattutto all'attività della microbiologia, che nel caso specifico è viva, che aiuta chiaramente la nicchia ecologica dove poi si sviluppano le radici. Sono temi che si avvicinano al concetto e sono coerenti con il concetto della sostenibilità. A fianco di quanto detto c'è un'altra soluzione invece che stiamo cercando di impostare tecnicamente con Arnaldo, è un prodotto che si chiama commercialmente Extra Fertil PSP e invece appoggia un altro concetto che è quello della distribuzione della sostanza organica sulle stoppie, quindi in un momento temporale molto diverso, ma il concetto fondamentale è che questa sostanza organica, sempre a base di letami umificati, è ulteriormente inoculata con microrganismi della Myloliquefacens piuttosto che il Pumilus, quindi Bacillus, che aiutano successivamente la degradazione della cellulosa, quindi è un intervento nutrizionale ma soprattutto agronomico. Fase dell'estate, quindi alla rottura delle stoppie, piuttosto che alla rottura delle stoppie anche più avanti se si protrae verso fine estate, con il concetto di lavorare sulla degradazione, sull'umificazione della sostanza organica delle stoppie che viene inserita nel terreno. Quindi lavora sul ciclo e sulla salute del terreno stesso, su cui poi la cultura successiva, che poi o è grano o è un altro o è orzo o qualcos'altro, ne risentirà in termini di beneficio.